A Monfalcone, proprio mentre stiamo andando in onda, si riapre ufficialmente il nuovo corso del Popolo, l'arteria che collega la parte nord e sud della città dei cantieri. L'opera è stata oggetto di molte critiche, non tutte sopite, sia per la non pedonalizzazione che per la decisione di istituire una zona a 30 km/h. Il sindaco Altran specifica che si tratta comunque di una sperimentazione che durerà soltanto 6 mesi. Le interviste a Silvia Altran, sindaco di Monfalcone, e a Paolo Bratina, presidente dell'Ascom monfalconese, che ci narrano tutto in questo servizio. Mentre a Gorizia stanno riprogettando il nuovo corso, a Monfalcone il corso è fatto. Contenta, sindaco? Sì, sono contenta perché in realtà speravo di poter disporre dei fondi Pisus per poter rifare il corso. Non ce li hanno dati e l'abbiamo fatto lo stesso, perché eravamo convinti che fosse un'opera che andava fatta ad ogni buon conto. È un'opera che penso ci darà delle soddisfazioni. Stiamo facendo una sperimentazione di una zona molto simile a una zona 30, non a una pedonalizzazione che peraltro ci sarebbe anche piaciuta, ma pensiamo che in questo momento sia opportuno dare delle priorità anche alla rivitalizzazione di alcune attività che hanno sollecitato questo tipo di soluzione. Quindi una soluzione sperimentale con un arredo che per il momento è un arredo ancora un po' di fortuna. Vediamo come vanno le cose, se la scommessa che abbiamo fatto sui nostri commercianti, sui nostri cittadini darà buoni esiti, e quindi su questa siamo partiti. Quando c'è stata la conferenza che abbiamo organizzato noi con l'architetto Urban e l'ingegnere Onsel, dove ci è stata prospettata l'idea, l'alternativa di fare una zona 30, arredata con un arredo urbano diverso da come oggi lo vediamo, perché ovviamente questa è una cosa provvisoria, però con un bel arredo urbano, e abbiamo sposato subito questa possibilità perché abbiamo visto una sorta di compromesso tra chi voleva la pedonalizzazione e chi invece voleva l'apertura al traffico, insomma. Una notizia